Quinta corsa, una prova per 5 e 6 anni, non vincitori di 10.000 euro in carriera. In 11 dietro le ali della macchina. 1 Columbus Gaps, 2 Camaro AS, 3 Cenerentola Leo, 4 Bacau di Casei, 5 Clark Vic, 6 Cayman de Greppi, in seconda fila 7 Countdown, sì, 8 Chanel DVS, 9 Cartier, 10 British Matley, 11 Country Matley. Autostart che ha raccolto i concorrenti. Si ritrae Clark Vic. Macchina che accelera e stacca con veloce Camaro AS insieme a Bacau di Casei. Due che vanno a lottare per la testa della corsa. Camaro AS che respinge Bacau di Casei, poi Cayman dei Greppi che parcheggia allo steccato. Rimasta di fuori Cenerentola Leo che precede Cartier, mentre rimane in terza corsia British Matley. I primi 200 metri in 15,2 per Camaro AS, che vuol correre al comando, muove in terza ruota Cenerentola Leo che aggira Bacau di Casei, il quale non vuole rimanere allo scoperto. E i 400 metri se ne vanno in 31. Numero 7, Countdown attacca S6 Cenerentola Leo su Camaro AS. Le due che lottano sulla curva di sinistra. Cayman dei Greppi e Bacau di Casei in coppia numero seguono 1, i primi. Columbus Gaps, poi ancora Chanel DVS e Cartier. Più indietro Country Matley e British Matley, alla retroguardia Clark Vic. Si va svelti vista la categoria, con Camaro AS e Cenerentola Leo che in coppia passano in 1 minuto e 4 decimi la metà gara. Cayman dei Greppi è seconda in corda, precedendo Bacau di Casei. Si muove in terza ruota invece Cartier, che trova sulla sua strada l'anticipo da parte di Bacau di Casei. Quando siamo al chilometro, che se ne va in 1:16,6. Camaro S al comando, Bacau di Casei che viene in terza ruota, seguito da British Matley, quindi Cayman dei Greppi, sbaglia Cartier. Numero 9, a 400 metri dalla conclusione, Bacau di Casei passa nei confronti di Camaro AS, che ferma a palo lontano British Matley sulle tracce di Bacau di Casei. Poi Cayman dei Greppi che si è liberata dallo steccato. La piegata conclusiva passata da Bacau di Casei. Con una frazione in 15,5 si avvicina pericolosamente Cayman dei Greppi a centropista, trova l'anticipo da parte di British Matley. Bacau di Casei è ancora in vantaggio, arriva Cayman a centropista, Chanel DVS, Bacau che è ancora in vantaggio. Bacau di Casei che nel finale si difende e vince nei confronti di Chanel DVS, e poi Cayman dei Greppi. 31,4 ad arrivare il successo di Bacau di Casei. Artan Halilai per il training di Diego Dall'Olio e i colori della signora Franca Strozzi. Percorso diverso dal solito, dalla pariglia, lo scatto al chilometro per passare e venire a difendersi nel finale dagli attacchi esterni, in particolare quello di Chanel DVS che è finita forte ma tardi. Terza Cayman de Greppi, 4-8-6 in numeri, l'arrivo della quinta.